Buongiorno amici di Matto Scacco, benvenuti in questo nuovo video. Che dire, oggi video pazzesco, partita fra Firouzja contro Nakamura, giocata online, blitz 3 minuti, dove Nakamura è cascato in una trappola, veramente da principiante, una trappola che non ho mai visto in vita mia e quindi ringraziamo il bianco per averci fatto scoprire. Ti ricordo che i due giocatori che stanno giocando hanno, me lo sono segnato rispettivamente su chess.com, 3120 punti e Nakamura col nero 3221. Stiamo parlando di livelli pazzeschi. E andiamo a vedere com'è la partita. D4 cavallo F6, C4 E6 cavallo C3 alfiere B4, difesa Nibzo indiana, una delle più utilizzate dai più forti al mondo, e questa mossa ovviamente serve a evitare che il bianco possa andare a controllare il centro spingendo E4. Quindi qui ci sono tante possibilità, donna C2 eccetera eccetera, ma se il bianco gioca comunque E4 ed è la mossa che è stata utilizzata da Firouzja. Beh, Nakamura dice, beh, se tu mi dai questo pedone io lo catturo, ed è la mossa migliore da fare, però poi bisogna sapere molto bene cosa fare. Cosa ne pensi di donna in G4? Attacco doppio sul cavallo in E4 e sul pedone G7. Se cade il pedone G7 il nero farà molta fatica ad arroccare e in partita Nakamura, non conoscendo la continuazione di questa variante e non potendo avere il tempo giusto per calcolare tutte le varie possibilità, si ritira con cavallo F6, ma cavallo F6 permette donna G7 e il bianco riesce ad andare subito in vantaggio. Qual era la continuazione corretta a questa trappola? Era quella di accettare la cattura. Qui il bianco non poteva avventurarsi perché ci sarebbe stato lo scacco di scoperta e quindi la risposta migliore è A3, poiché in caso di questa, come dicevamo, c'è lo scacco di scoperta, qui il re si deve spostare, donna F6 per proteggere anche la propria torre, cambio probabilmente di donne, ci sono vari punti deboli, questa è veramente brutta per il bianco. Perciò la risposta migliore sarebbe stata A3 e dopo la partita poi sarebbe continuata. Alfiere si sarebbe tolto, il bianco avrebbe catturato il pedone in questo modo e poi il cavallo in questo modo e poi l'arrocco. Se invece il bianco anziché catturare il cavallo avrebbe catturato questo pedone, abbiamo comunque questa bellissima mossa e il nero riesce a salvare il cavallo, salva la torre, salva l'alfiere e il nero ha un pezzo in più. Ok, torniamo invece a come è andata la partita. Nakamura, ripeto, gioca cavallo F6, non saperne leggere né scrivere, torno indietro, metto il cavallo al sicuro, attacco la donna, però la donna può scendere su G7, è anche vero che adesso questa torre è su una colonna molto attiva, la donna si sposta, attacco ancora la donna guadagnando tempo e la donna di Firouzja va in E3. D5 la partita continua in questo modo, rapido sviluppo dei pezzi, D per C4, qui si può prendere subito il pedone ma decide di avanzare con questo bellissimo avvampostino in E5 il cavallo attaccando la torre, contrattacco, la donna si sposta, torre in F6, attacco sulla donna e ancora una volta la donna si deve spostare in G3 dove c'è una bella colonna aperta, cavallo C6 e ora alfiere in G5. Il computer segnala un pochettino più corretto questa successione di mosse, ma ripeto è difficile sempre da trovare in una blitz di questo tipo, quindi va benissimo. Una mossa come alfiere G5 sembra veramente corretta, c'è una bella inchiodatura sulla torre. Cavallo per D4, attenzione ora attacchi in questo modo, arrocco lungo per prevenire l'entrata di cavallo in C2, cavallo in F5 attaccando la donna, prima si prende la torre e poi si sposta la donna. Che cosa sarebbe potuto accadere su cattura, 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 cattura? La fregatura è che dopo alfiere in H4 il cavallo è intrappolato. Questa sarebbe stata la fregatura. Quindi come è andata la partita? È andata molto bene. Cavallo F5, cattura della torre, non cattura della regina, ma regina per F6. G8 scacco, alfiere F8, la difesa migliore, cavallo G4, attacco sulla donna, vado molto veloce perché sono mosse molto
alfiere C4, cattura, la struttura dell'arrocco del bianco è stata devastata, alfiere D7 per permettere anche l'arrocco lungo, sacrificio. Questa mossa è veramente devastante. Ora, il bianco capisce che se il nero riesce ad arroccare lungo, riesce in qualche modo un po' a risistemare la situazione. E quindi questa è molto bella. Ovviamente sulla cattura di donna ci sarebbe la devastante cavallo F6, perciò su questo sacrificio di qualità il nero è costretto a stanare il proprio re, ma stanando il proprio re, ora il re si mette sotto vari attacchi. Attacco qui, Nakamura decide coraggiosamente di uscire in C6 piuttosto che andare in C8, cavallo in E5 scacco e ora il re è costretto ad andare sempre più a ovest. Re in B6, re in C2 per permettere rapide incursioni sulla colonna B della torre, A6 per creare una via di fuga al proprio re, donna per F7, adesso arriva il cambio delle donne e il bianco anche target come il pedone in E6. Ora, in una blitz, ma anche non in una blitz, a scacchi in generale, è meglio giocare sempre attivamente. Una mossa come torre in E8 sarebbe stata veramente passiva perché tu metti una torre alla difesa di un pedone, mentre la torre non può rimanere in un finale alla difesa di un pedone, deve creare più danni e quindi la mossa migliore è senza dubbio quella che è stata giocata in partita, alfiere C5. Ok, tu mi prendi un pedone, io ti prendo un pedone. Cercare sempre di avere dell'attività. Alfiere per 6, cavallo per G7, attacco su questo alfiere, Firugia trova questa interessantissima mossa di cavallo, cattura, scacco intermedio prima di riprendersi il cavallo, così il re è costretto ad andare nella colonna A e solo a questo punto cattura. Si minaccia questo alfiere che poteva prendere in F2, probabilmente mancavano pochi secondi, l'alfiere va in B6 e dopo F4 Nakamura si rende conto che avrebbe potuto catturare quel pedone, che questo pedone sarà prossimo alla promozione e decide di abbandonare la partita. Rivediamoci un attimo all'inizio perché è stata veramente una sorpresa, quelle sorprese in apertura che penso che non si vedono mai, ma questa mossa sapeva lo stesso Firugia che non era corretta, ma bisogna sapere poi come rispondere bene. Quindi il consiglio di oggi è provate a giocare questa apertura, chissà che non riuscite anche voi a ottenere un grande passo in avanti sin da subito dall'apertura. Chiaro che questa mossa qui bisogna poi sapere anche come rispondere molto bene. A3 è la risposta corretta e su cavallo F6, a questo punto la partita diventa proprio quella che è stata giocata che abbiamo appena commentato. Spero che insomma vi sia piaciuta, qualche idea nuova per qualche vostra partita. È sempre interessante vedere queste trappole in apertura ed è sempre interessante vedere anche giocatori di questo calibro che cascano in queste trappole e che a volte anche loro non conoscono la teoria di tutte le linee, mille varianti minori come questa che abbiamo appena visto. Ci vediamo alla prossima, ciao!